L'agricoltura pesantemente colpita, ma anche numerosi edifici come la Scuola Superiore Einaudi di Badia Polesine, 100.000 euro di danni. Lunedì inizieranno i lavori. Intanto la Presidente della provincia, Tiziana Virgili, chiede l'allentamento del patto di stabilità per tutti i 19 comuni coinvolti dalla disgrazia. Un disastro completo, quindi la scuola era come un colabrodo, c'era acqua che filtrava dappertutto. 20 centimetri? Sì, sia nel piano superiore che nel piano inferiore. E naturalmente i servizi, la parte dei servizi sono quelli più danneggiati e poi una quindicina di aule. Controsoffitti crollati, calcinacci dei muri staccati, parte dell'impianto elettrico fuori uso, giardino devastato. Ammontano già ad oltre 100.000 euro i danni provocati dalla tromba d'aria del 14 agosto all'Istituto Einaudi di Badia Polesine, una scuola superiore che ospita oltre 600 studenti di vari indirizzi. Un danno ingente a pochi giorni dalla riapertura che si somma alle devastazioni delle campagne del Medio ed Alto Polesine. È stato un evento inaspettato perché non prevedevamo che il nostro territorio fosse interessato quel giorno da fenomeni meteorologici intensi. Bisogna anche dire che in un mese qui nella nostra zona si sono registrate 3 trombe d'aria, senz'altro le prime 2, il 13 e il 24 luglio, non così intense. Una tromba d'aria e una violenta grandinata che hanno messo in ginocchio 19 comuni, per questo servono provvedimenti adeguati a fronteggiare l'emergenza. Noi contiamo molto che intanto venga riconosciuto lo stato di calamità, vengano messe a disposizione delle risorse economiche e poi per chi è stato interessato e per le pubbliche amministrazioni, proprio per metterle nelle condizioni di poter intervenire, speriamo e confidiamo che ci sia uno scorporamento dai vincoli, da un superamento meglio dei vincoli del patto di stabilità. Credo che sia un ulteriore provvedimento da adottare.